Siamo con l'architetto Rino Lamendola qui al Genio Civile di Agrigento per annunciarci le novità che saranno intraprese verso il nostro settore nel corso di quest'anno, iniziative che già sono state annunciate ma che diciamo avranno un'importanza anche per il nostro futuro, per la nostra economia locale. Quest'anno abbiamo in cantiere diversi interventi su Agrigento e sulla provincia di Agrigento. Siamo già molto operativi nel campo delle strade provinciali, abbiamo già avviato i lavori dell'SP32 Ribera Cianciana, quanto prima inizieremo i lavori dell'SP12 Naro Campobello, poi c'è in cantiere anche sempre entro l'anno 2021, per parlare di strade provinciali, la 88, la 35A, 35B, la consortile numero 11 Calamonaci Villa Francasicola. Insomma, veramente sul campo delle infrastrutture siamo molto operativi grazie alle risorse messe a disposizione dal governo Musumeci, dall'assessore Aldramo Falcone, e grazie anche alla professionalità dei miei collaboratori che hanno fatto sì che questo ufficio sia veramente efficiente. Abbiamo dimostrato, insomma, col Giro d'Italia, l'abbiamo dimostrato con una serie di interventi che sono stati fatti in tempi brevissimi e con progetti di qualità. Oltre all'ambito delle strade provinciali abbiamo aperti diversi cantieri che riguardano la reggimentazione idraulica dei nostri corsi d'acqua. Abbiamo completato i lavori sul Verdura, lavori che venivano attesi dai comuni dell'entroterra agrigentino, della zona dei Monti Sicani, da diversi decenni. Quindi stiamo dando una mano anche all'autorità di bacino, che è l'autorità competente nella tutela del reticolo idrografico regionale, per insomma, fare questi lavori di manutenzione che da tempo non si facevano. Abbiamo avuto risposte positive quest'anno, insomma, non ci sono state esondazioni di nessun tipo, di rilievo. È chiaro però che è importante adesso che abbiamo fatto questi lavori di reggimentazione, di pulizia degli alvei, che l'autorità preposta, l'autorità del bacino, avvii un progetto di manutenzione annuale, perché diciamo sui fiumi si interviene, ma non è che l'intervento è definitivo, ci vuole una manutenzione quantomeno biennale. Poi, per parlare di Agrigento nello specifico, c'è in cantiere il progetto per il restyling del porticciolo di San Leone. Abbiamo anche un intervento a protezione della condotta fognaria sempre nella zona del Mare Nostrum. Quindi diciamo abbiamo gli ipogei. Per quanto riguarda Ecco, gli ipogei, appunto sugli ipogei, che l'interlocuzione col comune di Agrigento. sì, abbiamo superato la fase del rilievo, abbiamo acquisito rilievi di altissima precisione nel sottosuolo, abbiamo rilievi topografici che con una sovrapposizione di quello che c'è sotto con quello che c'è sopra, che ci stanno consentendo di approntare progetti che pensiamo di poter consegnare entro il 31 luglio. Quindi diciamo che è una fase molto prolifica di progetti. Possiamo dire che il 2019-2020, nonostante sia stato un periodo diciamo penalizzato dal Covid, le attività del Genio Civile della regione sono state veramente diciamo numerose. Ecco.